Buongiorno, buongiorno a sì signora e sì signora, che bella serata. Oggi fanno marine e capra a che sti part. Allora, oggi facciamo un po' di grammatica a modo mio, un'insalata, un po' con un casino. I will be a bit chaotic today, alright? But we have to train our mind also to distinguish messing up with sentence, chapters, words, whatever it comes in our eyes. All right. Okay. So, and I will recall some sentences from various Neapolitan poets. Okay. Contemporary this time today. Okay, all contemporary poet. Okay, and I will mention some a little grammar. Okay, so I will mix up. I love this. That's my favorite thing. I will mix up Neapolitan, English, and Italian. All right. Okay, let's start. Cominciamo. L'articolo singolare neutro, il, lo, e, o, e compagnia bella, and so, and so, and so. O mare, o giardina, o frata, o strummola. O mare, sì, il mare. O giardina, the garden, il giardino. O frate, il frate, ok, the priest, the father. O strummolo, the spinning top. Per parole che cominciano che vocale, l'articolo diventa l'apostrofo, ok? For those words starting with a vowel, the article is L apostrophe. Per le parole inizianti per vocali, l'articolo è L apostrofo, L apostrofo. L'odore, the smell, the scent. L'uomo, the man. L'uomo, ancora il profumo, the perfume, the smell, the scent. A poet, Giovanni Damiano, Neapolitan contemporary poet. Senteva o passa liege da Gianar. I felt, I heard the light walk of the witch. Sentivo il passo leggero della strega. L'uomo da faina, il profumo della farina di ceci. Faina is a chickpea flour, farina di ceci. Flatbread, popular in Argentina and Uruguay, che è una schiacciata. Flatbread we call also schiacciata, pane schiacciato, no? pane piatto. Popolare, popular in Argentina e Uruguay, inherited from the Italian farinata, which is similar to the socca from Nice in France. So a lot of similarity, also in the food and so and so. L'articolo singolare neutro, il, lo, e, o, ancora, si considerano di genere neutro
i sostantivi che indicano le cose inanimate come materiale nella loro genericità, o pane, o ligname, o fiera, o caffè. The substantives are considered as a neutral genre when they identify unanimated things, such materials, for example. O pane, the bread, il pane, o ligname, il legno, the wood, o fierro, il ferro, the iron, o caffè, il caffè, the coffee. Ancora richiamo, we recall from another Neapolitan poet, Filippo Sgruttendio. L'identità di Sgruttendio non mancaia e suscità a curiosità riposter, data anche la discreta fama, anche perché grazie a fama che aveva raggiunto cu canzoniera, che scetta in da 3 edizioni successive napolitana, in 1678 per i tipi di Francesco Mollo, in 1703 1703 as you like to say in English, per i tipi di Giacinto Musitano, e in 1783 1783 per i tipi di Giuseppe Maria Porcelli. Uno dei primi tentativi, one of the first attempts of identification, di identificazione, risale a Gaetano Altobelli, che in una nota alla seconda edizione dell'opera di Ferdinando Galliani del dialetto napoletano, Napoli 1789, 1789, affermai che cu pseudonimo e Sgruttendio si nascondeva, si celava in realtà o letterato e erudito Francesco Balzano. The identity of Sgruttendio non mancò di destare provoked the curiosity, sparked the curiosity of the people in after his popularity, later on in history, data anche la discreta fama raggiunta, also due to his fame, okay, about his songwriting works, che uscì, which was published in 3 Neapolitan edition in 1678, 1703 and 1783. One of the first attempts of identification comes with Gaetano Altobelli, who in
a note about the second edition of the opera of Ferdinando Galliani, Del dialetto napoletano, published in Naples on 1789, affirmed that under the pseudonymous of Scrutendio, in reality, it was disguised as for the literate and erudito accultured, okay, accultured intellectual Francesco Balzano. E lo pana mi pare scriscetato da Edoardo e non morta che se miserindo lignamme in un mobile. Amazing. I love Edoardo. What an amazing description of the coffin. And not only that, pay attention. Casemiso is a reflexive form that is saying that the defunct, the dead, he put himself in this wood of furniture piece of wood. Okay, so that is absolutely amazing. Okay, that is that ironic vein of the Neapolitan theater, especially that we find especially in Edoardo, that even in a drama of the death, he always find this amazing way of irony, of describing with such pleasant irony. Then again, Gabriele Fasano, another Neapolitan poet, and I give credit to Mrs. Maria Giuseppina Marotta, who described the life or the biography of Fasano. That is very interesting to me also, because you can find a lot of little events, that get you understand better about how important and interest sparked the Neapolitan language also in the past centuries. Figlie probabilmente Alessandra e Livia de Murena, nascetta a Solofra, l'odierna provincia Avellina, in 1645. Non si sa niente a proposito dei studi che faceva. Si sa invece per certo che svolgette un'attività redditizia come mercante di seta e che accattava a cava dei tirreni a sti famosi opifici Ragustiera Amalfitana, per poi venderla indallati in regione italiana. Insomma, erano mercanti, no? Erano buoni commercianti. E viaggi, la sua attività, o mettete in condizioni di avere contatto con diversi ambienti culturali. E o più importante, o primo fra tutti questi qua, che poi è il più importante, è quello toscano. Perché? Perché in Toscana, Firenze, no, si sa, no, specialmente a quei tempi, o 1600, 1700, la Firenze ero per antonomasia è nata la lingua italiana, no? In dei circoli culturali fu senz'altro introdotta lo celebre avvocato napolitano Francesco D'Andrea,
con il quale quis ci fu una lunga amicizia, una forte amicizia, rafforzata a tutti i viaggi che facettero insieme. Quasi sicuramente il Fasano o accompagnai a Firenze tra o dicembre del 1671 e o gennaio del 1672. E fu allora che il Fasano leggette una delle prime redazioni del Bacco in Toscana di Francesco Redi. Now, facciamo nato we connect again with this Francesco Redi. We go deep and deep, searching and looking for information, interesting, illuminating information about the Neapolitan connections with other culture in Italy. Francesco Redi, 18 February 1626, died March 1st, 1697. Era un fisico e naturalista biologista e poeta italiano. È considerato addirittura come fondatore della biologia sperimentale e fu o padre della parassitologia moderna. Fu la prima persona a sfilare la teoria della generazione spontanea. Facette la dimostrazione che i maggots come from eggs of flies. Ok? I bachi da seta, no? I bachi da seta. They are generated from the eggs of the flies. Dalle uova di mosca. Conosciuto grazie a Magalotti. We talk of Magalotti another again. Magalotti ha cominciato come uno dei più appassionati fans e Galileo Galilei, ma man mano che il tempo passava si sentiva sempre più distratto e isolato a causa delle rivalità che ci stavano all'interno di questa clac i membri, ok? E a causa di questo fatto si perdette tutto l'interesse per la ricerca. Gradually, Magalotti lost interest in science. He became a traveler, a diventare un viaggiatore, un avventuriero e ambasciatore. E Fernet per diventare pure un poeta. He was famous. Traducette o Paradise Lost o Paradiso Perduto by John Milton and Cider by John Phillips into Italian. Stava spesso a Napoli. Stiamo parlando di Francesco Redi Francesco Redi stava spesso a Napoli, era ospite del frate Alessandro. Facette finta di si offendere dall'esclusione dei vini napolitani
e lanciai una sfida e dicette voglio fare venire Bacco a Pusillico e ci voglio far vedere che differenza c'è tra i vini nostri e le pisciazzelle di Toscana. Pisciazzelle is a watery wine, okay, so let's say very scarce quality, no? It's like to identify in a dispregiative manner a polluted wine. But everybody in the world knows instead how the Tuscany wines are some of the best wines. And I am one of the estimators of Tuscany wine. Okay, some nice poetry sentences. Poco lucciolo fierro e mango loro. A giù perso puro caffè. O dormì, o parlà, o mangià. A me, quando mi avete levato a dormire, mi avete distrutta, Edoardo, il grande Edoardo. Il bracale ci dice invece che non male o parlà e so sciupata. Edoardo ancora ci dice che una persona fuori che ti sta attenta che ti porta a mangiare o magnà. Grammar, tips ed anche i sostantivi e pure i sostantivi che indicano i concetti astratti o qualità, o bene, o meglio, o male, o dolce, o forte. Frasi da vari poeti, some sentence Neapolitan from some poets, cu tutto benedia, carre cenfosa, o meglio è l'anne tuoia, cogni bene allicciaie per le staffette e lo male venezza. Per lo segasta scorsa non c'è lo dolce, a preta pommice e pummicià, siendo forte si può provare. I want to stop for a while in this one. This poet De Simone, preta pommice e pummicià. The pumice stone is very popular in my place, Torre del Greco, because we are worldwide worldly known about cameos. And since two of amazing cameos artists are my brotherly friends, I had the good luck to follow all the procedures from the design on the shell up to the final touch, okay, to the final product. And when the cameo is nearly finished and refined by hand by using the tools, they use la pietra pomice, apreta pommes, che serve is a kind of it's used to smoothing all those imprecisions, to smooth the whole surface, okay? And then later is washed first and with the neutral soap, pH 7, and is left with oil, with olive oil, simple oil, cooking oil on top, okay, to absorb all the leftover impurities. Ma pommice e pummicà invece, instead, it means to court, okay, okay, to touch each
other from a sexual side, pummesha, ok? Siendo forte si può provare. Again, some grammar, recall. I participi verbali sostantivati e i participi verbali sostantivata o passata o lassata as we have already mentioned, the article, okay, the article, in this case, in Italiano, in Italian is il passato. In Neapolitan, becoming from ancient form, Latin form, as we have seen before, apostrophe O, okay, passato with the famous Neapolitan double consonants, and ho lasciato, il lasciato, the left, okay, passato, the past. Again, some other sentence from Lombardo, the poet Lombardo. Anzi, un fiammo scurda dello passato. Fatte capace, collassate pierce. This is very famous. This is like a proverb, like a famous saying in Neapolitan. Fatte capace, collassate pierce. Surrender to yourself, because what you have left is lost forever. You cannot. It's like when we say in Italian, il treno passa una sola volta nella vita. Let's say that the train passing once in a lifetime. Okay, that train means to say that you miss some lifetime opportunity, chance, Ok, i colori, the colors, o nero, o rosso, o giallo. O nero è gli occhi miei, bella visita. O rosso la craunella, cammesca conce. The red of charcoals that I mix slowly, conce, easy. Mo una chasse con rosso e con giallo. Some notes, referring notes, from Latin illum derived the form lu, and again later for apheresis, u. From Latin illud, the presence of the dentale D provokes the consonant doubling. Okay. Successivo, successive. Illud panem, and illum panem, and again illu panem, double P, double consonant, lu pane, so even illu missed, drop the il and became lu pane. U pane, again subsequential, and finally we arrive to the Neapolitan traditional that is still nowadays. We have o pane, ok? Quindi questo famoso articolo singolare neutro, ok? This neutral singular article, okay? That is so famous in the Neapolitan language, especially from a poetry side. Nei casi specifici, on a specific case, such as o fierro per stirare, the iron, ok? Il ferro è maschile, the iron is masculine, such as is o caffè, the coffee, inteso like a bar, like the shop, coffee shop, the bar. And also, same as for o prosciutto, that is, we intend in this case as for the whole ham leg,
Ok, dal latino illi derived the form li, and again for apheresis, so the dropping of the vowel of the consonant, sorry, illi, kunti, then li kunti, then again i kunti, and to the final e kunti. Ok? Gli uomini, l'arciula, this is irregular, ok? Gli uomini is irregular. Gli arciuli, uomini, the men. L'arciuli, they are some wine jars. And l'occhio, the eyes. Alright, guys. Thank you very much. Time is up. And I apologize again for the mess, but I like to do this because sometimes it's nice to go deep in the understanding and looking for celebrities or poets, whatever. Strange people in the past that contributed to the fame, to the growing, to the appreciation of the language in general. But at the same time, we must recall continuously why we put this article, why we transform, why we cut, why we drop this vowel, why we use the double consonant. And so I like to recall the from the ancient, from the old grammar and school, okay, because Neapolitan as a language is official only in the last, as I remember well, 10-15 years. But before, talking of 500, 400, 300 years ago, it was considered as a dialect. But since the Renaissance period, it was already appreciated and mentioned from Aulic writers and poets. Okay, so that's why I like to make this to recall these things while reading some beautiful sentence. All right, thank you guys very much, and Ciovrim, signore, signora. Guys, allora, the formal way in Neapolitan is buonasera, signore e signore. But informal, buonasera, why you? Okay, but why you is intended even for younger audience, younger people, it's more confidential. But if we want to be formal, we have to use signora, buonasera, signora, signore, okay? And spesso, often you will find in the theater that we use the formal way in Italian, okay? Signori, signori, it's just changing the tone. Okay, I say it in Italian, signori e signore. Now I say it in Neapolitan tone. Signora e signora, signori e signore. Okay, it's the tone is different. Okay. All right, guys. Thank you very much. See you next. Bye. Ciao. Ciao, Rim.